Audio Jungle. L'Antenore Sport Padova ritorna in campo dopo quasi 2 mesi per la 12ª giornata del campionato di Serie C1 contro la Compagnia Malo. In realtà è solo l'8ª giornata disputata, vista la lunga sospensione e rinvio delle altre per Covid. L'obiettivo comunque dei ragazzi di Rodriguez è quello di dar seguito all'ultima vittoria di dicembre contro lo Spinè. Parto subito fortissimo il padrone di casa, visto che Cinquino segna dopo appena un minuto, dopo aver rubato il pallone. La partenza è veramente quanto di meglio non si potesse aspettare, sperare per il pubblico di casa, visto che dopo 2 minuti arriva anche il raddoppio, la firma del capitano Crepaldi con un grandissimo movimento, un destro potentissimo che incoccia sul palo e va dentro per il 2-0. Ma quando non sono passati nemmeno 5 minuti di gioco arriva anche il 3-0, un contropiede perfetto che porta la firma di Crepaldi per la doppietta. Ottimo anche il passaggio di De Vivo, il cross in mezzo, è 3-0, ma non è assolutamente finita qui, perché l'Antenore sembra veramente indemoniata e arriva il 4-0 a firma di Secchieri, che è prima sfortunato e poi fortunato, perché dopo il pallone gli ricapita tra i piedi, segna così il 4-0. È un Antenore spettacolare. Quando mancano 8 minuti al fischio della sirena dell'intervallo arriva anche il 5-0 con De Vivo, che qui forse voleva servire Secchieri. In realtà il pallone passa sotto le gambe del portiere ed è 5-0. Poi ovviamente arriva anche la reazione del Malo, che accorcia le distanze con questo bel destro di Lucato. Si siede un pochino la formazione di casa e così subisce anche il secondo gol l'Antenore, molto sfortunato, perché qui è un'autorete di Cinquino. Si va quindi al riposo sul 5-2 per l'Antenore, ma poi nel secondo tempo subito ancora Cinquino e poi Rizzi con questo gol che vediamo qui. Dopo 8 minuti portano l'Antenore sul 7-2. Sembra praticamente fatta. Il Malo deve recuperare 5 gol in poco più di 10 minuti. Allora inizia subito col portiere di movimento, ma inizia a macinare reti. Qua segna Magon, che diventerà il vero protagonista di questa giornata, perché ancora lui riesce a servire così il compagno. Anzi, questo è ancora il gol di Magon, e poi arriva il servizio per Ruggero d'Olivera. Praticamente in pochissimi minuti segna 3 gol la formazione vicentina, che quindi rischia un clamoroso pareggio. Poi ci pensa Cinquino a approfittare del portiere di movimento e segnare dalla propria area di rigore. I gol si susseguono. Adesso siamo sul 8-5 per l'Antenore. Sembra fatta, ma non è così, perché il Malo continua ad attaccare. Ancora Magon protagonista col suo 4º gol di giornata. 8-6, ci crede adesso il Malo, ed è fortunato ancora perché c'è questo autogol di Crepaldi. Manca 1 minuto e mezzo, incredibilmente il Malo si è portato sull'8-7. Poi arriva anche il tanto temuto pareggio proprio con Zuccon, il portiere di movimento, che si è rivelato decisivo in questo secondo tempo. Incredibile, l'Antenore riesce a subire 5 gol in pochissimi minuti, rischia anche la beffa proprio sul suono della sirena, ma invece finisce 8-8, una partita pazzesca che l'Antenore aveva in mano ma ha sprecato. Arriva solo un punto per i ragazzi di Rodriguez, che a questo punto proveranno a rifarsi già mercoledì prossimo per il primo recupero in casa contro il Verona.